Riforma dello sport, una normativa che andrà a interessare tutte le società sportive non professionistiche. Il cambiamento più importante riguarderà il mondo dei collaboratori e degli atleti perché dall'entrata in vigore della riforma, a proposito, i tempi sono ancora incerti, tutto dovrà essere inquadrato a regime. Tradotto, ogni prestazione retribuita dovrà far fede a un contratto di lavoro con l'associazione sportiva e quindi costi, burocrazia e soprattutto una dose extra di responsabilità amministrative, fiscali e non solo. Abbiamo parlato anche di cercare di creare un consorzio di professionisti per vedere di livellare il costo suppletivo che le società hanno in virtù di questa riforma che è, e lo ribadirò fino a sempre, che è un'entrata a gamba tesa da parte della politica nei confronti dello sport. Nel calcio il Comitato regionale Veneto si schiera anche stavolta al fianco delle società e promuove un vademecum esplicativo per orientarsi in una giungla inesplorata di nuovi adempimenti e di una probabile pioggia di ricorsi. Il rischio, dice Ruzza, è che molte associazioni possano alzare bandiera bianca. Le sanzioni in linea teorica sono le stesse delle imprese. Ci potrebbe essere la sanzione da lavoro nero, salvo, ripeto, che il soggetto non sia un volontario. Allora in quel caso non ci sarà alcuna sanzione. Per l'abolizione del vincolo sportivo, invece, tutto rinviato a luglio 2024.